del ciclo di interventi riassunti nel titolo Incontriamoci il museo. Una serie di incontri che hanno avuto anche un buon riscontro da parte del pubblico e che ci hanno dato anche soddisfazione. Tengo a ringraziare prima dell'inizio dell'intervento di Francesco e Beatrice Peruffo, con i quali ho preparato questi quattro incontri, perché l'idea era quella di organizzare un incontro proprio su questo tema specifico, mentre poi chiacchierando abbiamo visto che ci sono tante altre cose che meritano di essere conosciute, e quindi abbiamo inserito anche degli altri appuntamenti delle settimane scorse. Abbiamo organizzato anche degli incontri per poter visitare delle collezioni scientifiche, quelle del Museo del Seminario, poi l'ultima la collezione del fisico Ambrogio Fusinieri, che è conservata nel museo, quindi c'è stata anche una susseguirsi di iniziative che non sono limitate all'esposizione del venerdì sera. Con questo chiudiamo il ciclo e ringrazio nuovamente Francesco per la sua disponibilità e sicuramente per il suo impegno nel preparare anche questa serata. E ricordo, perché dopo mi dimentico, alla fine dovrei farlo alla fine, ma annuncio, perché si chiude con questo incontro, il ciclo delle serate Incontriamoci il museo, però il 20 di novembre ci sarà un altro incontro qui in museo legato alle iniziative che abbiamo organizzato quest'anno come museo sul tema dei legumi. Il 2016 è stato programmato dall'ONU l'anno internazionale dei legumi, e in primavera abbiamo organizzato degli incontri su questo concentrandoci proprio su questo tema, sia sotto l'aspetto naturalistico che archeologico. E restavano sempre delle cose in sospeso in ogni incontro, quindi abbiamo cercato e trovato la disponibilità della dottoressa scusate un attimo, Cristina Nicolato, la quale ci parlerà di legumi nel piatto come alimenti funzionali e salutistici. E questo appuntamento sarà domenica 20 novembre qui in museo alle 10:30. In fondo alla sala ci sono dei bigliettini con il programma completo, e poi mi ricordava Beatrice anche che per gli insegnanti c'è anche l'attestato di frequenza delle serate e dell'escursione che abbiamo organizzato domenica scorsa. Grazie. A te Francesco. Grazie. Grazie Antonio. Non so se qui è acceso il microfono. Sì. Funziona, si sente? Qui tutto semplificato, con l'interruttore funziona tutto quello che può funzionare. Grazie Antonio, buonasera, saluti a tutti, grazie per essere intervenuti. L'argomento di stasera nasce da un interesse che è stato inizialmente suscitato molti anni fa, visitando una esposizione a Verona, l'arte preistorica dell'arte settentrionale, dell'Italia settentrionale, dalle origini alla civiltà paleolenta. È una Scusa, forse dovresti sederti per avvicinarti il microfono. Sì, così va meglio forse. Un po' più vicino. Sì, era stata organizzata questa mostra al Museo Civico di Storia Naturale di Verona, e già all'epoca, si parla degli anni '80, mi aveva colpito la qualità grafica straordinaria di alcune delle opere dei veneti antichi, quelli che all'epoca venivano ancora chiamati paleoveneti. Infatti nel titolo della mostra c'era dalle origini alla civiltà paleolenta. Ecco, l'arte preistorica nell'Italia settentrionale. Ecco, in realtà più che preistorica, forse
questa civiltà di cui parliamo è protostorica, perché di fatto a un certo punto nel VI secolo a.C. è stata introdotta anche la scrittura, tant'è vero che appunto proprio esattamente sotto di noi c'è la famosa testimonianza dello scritto Benetkens che si rifà a questo popolo, che è stato trovato in una stele, in un blocco di pietra a Isola Vicentina, che è conservato nella sala dei Veneti antichi, che è esattamente sotto questa sala conferenza. Insomma. Quindi da lì è scattato un primo interesse che è rimasto però in una fase embrionale. Poi siccome negli ultimi anni, ormai sono decenni in realtà, ho deciso di approfondire il tema delle rappresentazioni degli animali nell'arte, a un certo punto ho ripreso questo antico interesse, questo stimolo venuto ancora da quella visita, e mi sono messo a studiare questo argomento. Ho cercato, diciamo, di accreditarlo come esperto di rappresentazione degli animali nell'arte dei Paleoveneti, facendo un notevole sforzo, perché io vengo da una preparazione di tipo naturalistico, non sono un archeologo, e quindi ho dovuto darmi da fare parecchio, insomma, per poter venire qui a dire so qualcosa sui Veneti antichi. Insomma. Quindi innanzitutto faccio la precisazione che io mi limiterò ad affrontare il tema delle rappresentazioni animalistiche. Però naturalmente una civiltà si articola in tutti i suoi aspetti e anche le rappresentazioni degli animali sono comunque parte di tutta una civiltà che aveva un suo modo di vivere, la sua cultura materiale dalla quale non si può prescindere. Lo studio che ho condotto è stato da un lato attraverso l'utilizzo della saggistica principale che è stata pubblicata, i cataloghi delle mostre, e molti di voi immagino ricorderanno la mostra molto importante, un po' riassuntiva, che ha fatto il punto della situazione, la mostra Benetkens di qualche anno fa, esposta a Padova, e poi facendo queste esplorazioni bibliografiche ho anche scoperto alcune tesi di laurea interessanti, in particolare due. Una recentemente pubblicata, che vi segnalo se non conoscete già, una tesi che riguarda l'immagine dei Veneti negli autori greci e latini, quindi è un'antologia critica con le traduzioni di tutti i testi antichi che parlano di questa civiltà. È di grande interesse e fornisce degli elementi interpretativi anche per le rappresentazioni animalistiche. C'è anche un capitolo proprio dedicato al mondo animale. Ecco, l'altra tesi di cui poi parlerò, però con il supporto delle immagini che tra poco inizieremo a vedere, è una tesi che ho trovato particolarmente interessante dal punto di vista metodologico, perché utilizza quello che mi sono io stesso proposto come metodo critico nei confronti dell'arte, cioè quello di affrontare le rappresentazioni artistiche dal punto di vista naturalistico, appunto, che è ovviamente il mio punto di vista, essendo io un appassionato di natura e in certa misura studioso del mondo della natura, degli animali in particolare, degli ambienti naturali. Ecco, questa tesi è molto particolare perché è una tesi in archeologia, discussa all'inizio del nostro secolo, cioè mi pare nel 2002 se non ricordo male, e è molto particolare questa tesi perché affronta il tema delle rappresentazioni degli animali cercando di vedere quali potevano di identificare quindi le specie raffigurate, quindi non vedendole semplicemente come elementi decorativi o simbolici oppure appartenenti alla tradizione iconografica precedente. Sono i tipici approcci dello storico dell'arte tradizionale in qualche modo, no? Ma cercando di capire se c'era una componente di osservazione diretta della realtà e addirittura anche della etologia del comportamento, insomma, degli animali raffigurati. Ecco, quindi mi sono letto, studiato questa tesi che comprende una schedatura di tutte le raffigurazioni, un lavoro decisamente interessante,
forse non tutte le identificazioni o le interpretazioni che la laureanda dell'epoca, insomma Cristina Carrara, poi parleremo più in dettaglio, con tutte le interpretazioni mi convincono, però ammiro insomma l'approccio di questa all'epoca studentessa, insomma, aveva affrontato il tema dell'archeologia veneto antica, però dopo aver seguito dei corsi di etologia degli ungulati. Quindi molto interessante come approccio, insomma, esattamente sulla linea di quello che provo io a praticare nelle mie ricerche, nelle mie esplorazioni del mondo dell'arte. Ecco, ma passiamo alle immagini che ci danno supporto a quello che cercherò di sviluppare, insomma. Ecco, innanzitutto inquadriamo nello spazio e nel tempo, anzi prima nel tempo e poi nello spazio, la civiltà dei Veneti antichi, no? Le prime testimonianze sono della fine XIX secolo a.C., sono caratterizzate da corredi funebri semplici, ci sono degli insediamenti ancora con probabilmente popolazioni ridotte, quindi insediamenti possiamo dire proto-urbani, nel IX secolo e testimonianze relativamente scarse, quindi di opere d'arte, poi vedremo con quali caratteristiche. Poi nell'VIII secolo i corredi funebri, come vedete, si fanno più diversificati e ci sono primi contatti con il mondo greco. Ecco, una cosa che subito va detta è che la civiltà dei Veneti antichi è stata caratterizzata da una ampia osmosi culturale con diverse altre realtà culturali, quella innanzitutto degli Etruschi, da cui per certi versi anche culturalmente ci sono delle importanti derivazioni, un rapporto problematico ma sicuramente esistente con la civiltà picena, con i Reti verso nord, poi più tardi, a partire dal V secolo circa, con anche i Celti, un rapporto in parte conflittuale, in parte anche di fusione, e naturalmente con i Greci. I Greci che risalivano lungo le coste dell'arte commerciale, insomma, lungo le coste dell'Adriatico, portavano le loro basellame con le loro raffigurazioni e quindi hanno influenzato anche sicuramente le opere appunto dei Veneti antichi. Ecco, poi nel VII secolo emerge una figura, e questa è testimonianza dalle opere d'arte, la figura del cavaliere, le equipetas nella lingua venetica, che poi corrisponde un po' socialmente a quello che poi sarà l'eques, il cavaliere, che oggi insomma c'è un titolo onorifico originariamente legato proprio al fatto di possedere dei cavalli, quindi un centro qualche volta nobiliare, principesco, caratterizzato dal possesso di cavalli e quindi una sorta di elite sociale dell'epoca. Ecco, nel VII secolo, come vedete, si diffonde lo stile orientalizzante che, come vedete in basso, caratterizzava all'epoca anche l'arte greca, cioè uno stile che attingeva ampiamente dall'Oriente, appunto dal Medio Oriente, elementi figurativi tra cui molti animali fantastici. Quindi qui si pone uno dei punti centrali della discussione che provo a proporre, cioè in che misura l'arte animalistica, nel caso che analizziamo noi, deriva, attinge alle tradizioni precedenti, in che misura invece riflette un'osservazione diretta del mondo animale circostante. Ecco, questa è, che poi è la tipica problematica critica interpretativa, quella che io chiamo zoiconologia, cioè l'interpretazione delle raffigurazioni di animali, no? delle zoicone, termine che uso per sintetizzare le rappresentazioni animalistiche.
E sicuramente l'arte animalistica dei Paleoveneti ha entrambi questi componenti, cioè da un lato attinge alla tradizione precedente, ad esempio dell'orientalizzante, mediata in parte dai Greci, in parte dagli Etruschi, che a loro volta non avevano comunque cavato dai Greci, in parte però avevano sicuramente osservato gli animali che li circondavano, e poi vedremo quali sono questi animali. Insomma. Ecco, poi in giallo è evidenziato il periodo, potremmo dire, aureo della civiltà veneta antica, no? Ed è il periodo in cui la manifestazione artistica più interessante è quella delle situle, quindi viene chiamata anche arte delle situle. Situla vuol dire secchia, quindi sostanzialmente erano dei recipienti in forma di secchia, di uso anche, non dico quotidiano, ma comunque comune, magari in occasioni rituali. Erano delle secchie che servivano a contenere i liquidi, bevande, insomma, e che però venivano anche utilizzati come ossuari per le sepolture, quindi contenevano i resti dei defunti soggetti di incinerazione, perché la tecnica utilizzata era non tanto l'inumazione quanto quasi sempre la tecnica della incinerazione in Paleogenesi. Ecco, compaiono anche le stele figurate che sono caratteristiche di Padova, che è stato uno dei principali siti paleoveneti. Ecco, comunque preciso subito che quando si parla di arte delle situle non si intendono solo proprio le situle, ma anche tutta una serie di altre opere affini realizzate con la stessa tecnica, che è quella della lamina di bronzo sbalzata e eventualmente incisa con un cesello, quindi cesellata e sbalzata. Quindi un'arte toreutica che utilizzava il bronzo essenzialmente, che serviva sia per la produzione di situle sia anche diverse altre opere, dischi rituali, cinturoni, fibbie di cinture, foderi di coltelli, poi li vedremo naturalmente direttamente. Ecco, poi nel V secolo lo stile delle decorazioni che poi vedremo si fa più decorativo, meno per certi versi naturalistico, forse iniziano contatti con il mondo celtico che nel frattempo aveva occupato le zone più occidentali della regione padana, in Italia settentrionale, insomma, e si diffonde l'uso di alari di pietra a protome zoomorfa, quindi con teste di animali, e poi un po' non è un vero e proprio declino, insomma, ma la cultura dei Veneti antichi progressivamente si fonde con la cultura romana in modo pacifico, quindi c'è un processo di romanizzazione che inizia prima con delle alleanze con i romani e poi con una vera e propria occupazione, ma pacifica, anche con matrimoni misti, insomma, quindi da parte dei romani, che a quel punto, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, erano in piena espansione. Quindi questo per collocare un po' storicamente. Quindi andiamo dal IX al III secolo d.C., questo è il periodo. Vediamo adesso anche un po' la geografia degli insediamenti. Come vedete da questa mappa i centri principali sono innanzitutto est, tant'è vero che la civiltà dei Veneti antichi inizialmente veniva chiamata civiltà Testina, perché è stato lì alla fine dell'Ottocento sono stati fatti i primi ritrovamenti importanti di tombe, di necropoli, quindi inizialmente era chiamata civiltà Testina. E poi subito dopo Padova, questi due sono i centri principali. Però ce ne sono anche diversi altri, anche a Vicenza c'era un santuario, qui vicino a Piazzetta San Giacomo c'era su Palladio, c'era un santuario di una certa importanza, e poi Montebelluna, Treviso, Oderzo, Altino, per certi versi anche Adria. Adria viene qualche volta classificata con riferimento a quell'epoca storica
una città, un centro insomma etrusco-venetico, perché è un po' un punto di fusione tra la cultura etrusca e quella dei Veneti antichi, insomma. E poi altri centri su fino all'Agole di Calalzo e poi in quest'altra mappa più estesa, tratta da un sito viceversa sloveno, e quindi ovviamente lì mettono più in evidenza i siti di ritrovamento loro, si vede come le sicule, o comunque l'arte, che può essere classificata come arte delle sicule, ha mostrato dei reperti, sono stati trovati dei reperti anche appunto piuttosto lontani, su verso la regione danubiana e soprattutto in Slovenia. Come si spiega questo? Le interpretazioni sono sostanzialmente due: o alcuni artigiani originari, forse di Este ad esempio, o comunque di qualche centro veneto antico, si sono recati là e hanno lavorato, hanno aperto in qualche modo delle botteghe in quella zona, oppure quello che è stato trovato là è il risultato di doni principeschi fatti per, come si faceva e si fa ancora oggi, per mantenere buone relazioni diplomatiche tra i diversi popoli. Bene, qua vediamo invece un'altra mappa che mostra con delle linee i collegamenti sia in termini di spostamenti di popolazioni, sia in termini di scambi commerciali. E qui vediamo come il Veneto fosse una crocevia di scambi, perché tra l'altro era un nodo fondamentale in quella che si può chiamare la via dell'Andra, dalle coste del Mar Baltico venivano i commercianti di Andra, e il Veneto era poi un centro di smistamento, materiale estremamente prezioso, e poi naturalmente dal Veneto venivano esportati i famosi cavalli. Ecco, qui tocchiamo uno degli animali più importanti per la civiltà paleoveneta. Ecco. Bene, iniziamo a vedere un po' le prime opere, anche se innanzitutto però credo sia necessario dire qualcosa sull'origine dei Veneti, no? Quindi commenterò tra poco questo interessantissimo particolare, per certi versi unico oggetto, il museo di Este, Museo Nazionale Intestino. Ma prima parliamo appunto dell'origine dei paleoveneti, e qui abbiamo delle testimonianze letterarie che ci possono aiutare, ci possono dare degli indizi, perché in realtà non si sa esattamente da dove vengano i Veneti antichi. Ci sono dei versi dell'Iliade, nel famoso catalogo delle navi, in cui si legge: guidava i Paphlagoni. La Paphlagonia è una regione della penisola anatolica, praticamente la costa meridionale del Mar Nero, insomma, cioè la parte di quella che oggi è la Turchia, che si affaccia a nord sul Mar Nero, quella del Paphlagonia. Guidava i Paphlagoni, il petto villoso di Pilemene, degli Eneti. Eneti è il nome greco antico dei Veneti, cioè corrisponde all'attuale Veneto, donde la stirpe delle mule selvatiche. Si sottolinea questo fatto che c'è un allevamento di equini, quantomeno, insomma. Poi c'è tutto sempre il problema delle traduzioni, no? Come venivano chiamati originariamente, cosa si intendeva con questi termini, no? Questa è una tipica problematica zoiconologica, no? Quando si va a confrontare le rappresentazioni artistiche e i testi letterari, il testo letterario, qual era l'animale che intendevano? Quando poi c'è una traduzione di mezzo succede di tutto, no? Vabbè, comunque delle mule selvatiche, quelli che certo possedevano citorio e risiedevano attorno a Sesamo e intorno al fiume Partenio abitavano case illustre. Ecco, quindi questi sono dei popoli che
avevano partecipato come alleati dei troiani alla guerra di Troia ed erano stati sconfitti insieme ai troiani, insomma, naturalmente. E quindi dopo, narrano le fonti letterarie, sarebbero stati costretti a in qualche modo fuggire, si sarebbero rifugiati in Tracia e poi dalla Tracia, quindi costa occidentale del Mar Nero, sarebbero arrivati nel quello che è l'attuale Veneto, cioè la regione del Veneto, o il Venetorum Angolum, come lo chiama lì, quest'angolo dell'Italia, occupato dai Veneti antichi. Ecco, cosa ci dice che questi sono proprio i Veneti, no? Gli Enetoi del Veneto, questi Paphlagoni? Uno dei dati fondamentali è il fatto che vengono citati come degli allevatori di cavalli. E i Veneti sono diventati famosissimi perché esportavano cavalli di gran pregio, dei corridori straordinari, dei destrieri eccellenti che venivano esportati anche in Grecia poi, come vedremo. Ma queste cose magari poi le approfondiremo più avanti. Vediamo anche un po' di immagini, che così alterniamo anche qualche rievocazione storica alle immagini che immagino che siano una delle cose che più possono suscitare interesse. Ecco, questo oggetto straordinario che molti magari non hanno in mente, che è una delle cose più curiose del museo di Este, è molto antico, come vedete, X-IX secolo a.C., è un po' un unicum, è molto simpatico perché sembra un giocattolo, forse addirittura lo era, in realtà non sappiamo cosa servisse, no? Le interpretazioni sono molto varie. E ho letto, confesso che non sono riuscito ad approfondire più di tanto la cosa, però ho letto che ci sono degli esempi in qualche modo simili anche in altre parti d'Italia, non tutti in terracotta come questo, ma anche in bronzo, però essendo così sparse è difficile che possano essere ricondotti a una tradizione artistica comune. Comunque che cos'è? È un uccello acquatico, si presume, forse uno svasso, visto che ha un piccolo sul dorso, no? Che è una caratteristica questa degli svassi di portare sul dorso i piccoli. Questo potrebbe essere. Comunque rimane un po' isolato rispetto alle opere successive. Così come molto particolare e anche simpatico, bisogna dire, è questo strano animale che potrebbe essere un bovide forse, è un vaso conformato all'animale, che è un vaso di terracotta, un vaso vittile, zoomorfo, sempre da Este, VIII secolo a.C. Ecco, ci sono queste opere d'arte simpatiche, interessanti, problematiche nei loro rapporti con altre manifestazioni artistiche di altre parti d'Italia o anche d'Europa, e che sono le prime testimonianze, quelle più antiche, di una civiltà che viene definita proto-veneta in qualche modo, e che però hanno scarse affinità con le cose successive. Ecco, questo è interessante, un vaso molto rozzo, come vedete, che però ci dà l'idea di quale sia poi stata l'evoluzione artistica della rappresentazione, ad esempio, del cavallo. Questo è chiaramente un cavallo. È ridotto all'essenza della cavallinità, no? Si direbbe, nel senso che ci sono proprio delle linee che rappresentano la coda, il corpo, le zampe, la testa, il collo, e però c'è il crinico, e quindi è un cavallo. Quindi quello che è sufficiente per poterlo determinare c'è, non può essere riprodotto da nessun altro animale. Non possono essere ricordati certo perché non saranno nella posizione giusta. Quindi è sicuramente un cavallo, rappresentato in modo estremamente stilizzato e schematico, così come anche in questo vaso di poco posteriore, del VII secolo a.C. Qui invece che essere in rilievo, il cavallo è rappresentato per incisione sulla superficie del vaso, e così. Questi vengono da necropoli, dalla tomba del venuto 57, e
La maggior parte dei reperti dei Veneti antichi viene da necropoli, molte altre anche dai santuari, mentre poco può essere ricondotto a insediamenti abitativi. Quindi le due fonti principali di oggetti sono le necropoli, le tombe, le sepolture da un lato e i santuari dall'altro. Ecco, questo è invece un manufatto in bronzo, una tazza di bronzo, dove c'è la più antica, probabilmente, rappresentazione di un animale che pone uno dei problemi un po' interpretativi, perché potrebbe essere un cervo, sicuramente Cristina Carraro lo identificherebbe come un cervo fusone, perché lei tende molto a classificare come cervi buona parte di questi ungulati rappresentati oppure potrebbe essere un capride, perché ricordano anche quelli di una capra, però troppo allungato, quindi c'è sempre una certa problematicità, non sempre, in alcuni casi c'è una problematicità interpretativa. Comunque devo dire che mi piace molto personalmente, insomma, questa trattazione geometrica delle erbe tra le quali si muove questo quadrupede, chiamiamolo così, mostrate come delle specie di ventagli, di fili. Quindi è un elemento decorativo che nello stesso tempo però richiama l'ambiente del pascolo, ed ecco i cavalli. Insomma, i cavalli sono tra i soggetti più ampiamente rappresentati, e qui è interessante l'associazione con la chiave, no? C'è un cavallo in bronzo su una chiave. Devo dire che la chiave interpretativa del simbolo della chiave, se mi consentite questo gioco di parole, non ci abbiamo. Naturalmente gli antropologi, gli archeologi hanno profuso, come si dice, inchiostro abbondante su questa problematica. Si è parlato ad esempio di chiave che apre il tempo della terra, no? Perché c'è ad esempio la dea Cladigera, che è rappresentata in un disco di Montebelluna, che poi vedremo la riproduzione, e quindi una sorta di simbolo della dea della natura che presiede ai cicli naturali. Ecco. E il cavallo allora? Sicuramente il cavallo per i Veneti antichi era un simbolo prestigioso, questo, quindi una sorta di status symbol, quindi lo si usava molto spesso, forse anche con questa funzione. Rimane comunque misterioso. Ecco, la cosa che mi sento di dirvi subito è che studiando o cercando di studiare in modo critico questa cultura, sono molti di più gli aspetti, le domande che sono rimaste senza risposta, che sono sorte, piuttosto che le risposte che sono riuscito a dare. È sicuramente la civiltà per certi aspetti misteriosi, perché è vero che ci sono anche testimonianze scritte, però sono molto frammentarie, di interpretazione non facile, quindi credo ci possa essere ancora molto da studiare. Ecco, questo è un altro esempio molto simile, la chiave con anche dei ventagli con il cavallino. E qui invece il cavallino è in fibbia, è attaccato a una fibbia, sempre con dei ventagli. Quindi ci sono delle tipologie ricorrenti, anche tra l'altro da luoghi diversi, perché questa viene da Este, ma questa ad esempio da Trichiana, come c'è il Belluno, che è luogo anche lontano. Ecco, dicevo dei rapporti problematici con l'area picena. Questa è una riproduzione, purtroppo non ho trovato di meglio come riproduzioni, della decorazione di una cista bronzea che adesso si trova nel museo di Matelica, vicino dove è stato trovato, e che è splendido assolutamente, assomiglia molto, come vedremo poi più avanti, a rappresentazioni dell'arte delle sculture venete. Però che rapporto c'è tra questi manufatti e quelli trovati nel Veneto? In realtà non sono proprio identici, sono forti affinità.
però rimane problematico. Ci sono stati o degli influssi o degli spostamenti, delle migrazioni di artigiani, dei processi di imitazione, chi lo sa. Comunque qui si vedono chiaramente elementi dell'arte orientalizzante. Ad esempio c'è una sorta di centauro rappresentato, come spesso si faceva all'epoca in quest'area, come un uomo che ha però una sorta di corpo di cavallo attaccato sulla schiena. Quindi non un cavallo con semplicemente il collo e testa umana, ma proprio un uomo completo, però una parte di qui, insomma, in qualche modo attaccato. E poi la troveremo anche in altre occasioni. E lo stesso questo viene dalla zona picena. Ma veniamo adesso, ed è quello che è l'oggetto sicuramente più affascinante di tutta l'arte delle situle, cioè diverse dall'arte paleolita, che è la situla cosiddetta benvenuti, perché da una delle tombe cosiddette benvenuti di Este. Questo è un reperto bellissimo, varrebbe la pena anche di vederlo con una luce che non attenua un po' i colori, ma pazienza, insomma, concentriamoci sulla grafica. È straordinaria perché ci mostra un quadro molto articolato di quella che è anche la vita, la civiltà, l'arte, gli animali naturalmente. Qui abbiamo chiaramente un cervo, no? Un cervo adulto con il palco ramificato, poi c'è in alto un uccello con la tipica trattazione delle ali polilobate, in cui le penne sembrano come dei lobi. Questo è tipico, lo vediamo anche nel centauro alato, no? Questa figura è tipica dello stile orientalizzante, un ibrido. Però cosa stia facendo? Sembra che stia pugnalando la coda dell'uccello che gli sta davanti, quindi ci sono delle cose che la cui interpretazione è problematica. Ecco qui questo cervo che io trovo straordinario per la resa, ad esempio, della muscolatura, insomma. Cioè il fatto che l'animale viene stato sbalzato proprio con una resa volumetrica delle masse muscolari, estremamente efficace. E poi si iniziano a vedere alcuni tratti altrettanto strani, misteriosi, sui quali io non ho trovato nessuna interpretazione chiara, e cioè il virgulto, qua si vede male purtroppo, ma lo vedremo meglio in altre immagini, il virgulto che esce, viene chiamato così nella letteratura, che esce dalla bocca. Che sia un'indicazione della dieta fitofaga, carnivora, insomma, di questi animali, però ci sono anche degli animali che non sono propriamente erbivori, che hanno dei fili. Quindi questa è una cosa che sarebbe da cercare di interpretare chiaramente. Ecco, e poi si parlava della nascita di questa figura del cavaliere, le cupetas, come si diceva all'epoca. Questo, sempre della situla Benvenuti, è un proprietario, probabilmente di cavalli, infatti è seduto, con delle calzature particolarmente lavorate, un mantello con borchie o comunque con una decorazione, un cappello importante, tipico anche poi dell'abbigliamento di quei uomini di quell'epoca, che sembra quasi brindare al suo favoloso destrino che ha davanti, vedete, non molto scattante, sul quale c'è un maniscalco. Vediamo se in un'altra immagine lo vediamo meglio. Ecco, questo è lo sviluppo di tutta la superficie della situla Benvenuti, no? Quindi come fosse stato aperto. Ma vediamo i dettagli. Ecco, in alto c'è appunto il signore dei cavalli, possiamo dire, i cupetas, questo destriero molto bello, e il maniscalco che sta provvedendo all'animale. E poi elementi dell'orientalizzante, dicevo. Quindi vedete questa convivenza di elementi iconografici che vengono dalla tradizione orientale con elementi invece di osservazione della vita quotidiana dei Veneti antichi, che appunto erano famosissimi allevatori di cavalli. Qua si vede anche l'uso delle seppie, delle situle
quotidiano, appese, e poi anche cani, quindi la domesticazione, un bue, quindi abbiamo di questo stranissimo animale qua, che io ritengo sia un cavallo, anche se ha una testa molto strana. E un'ipotesi che vi propongo, ma lasciamola un po' così, in sospeso, è quella che una delle lamine bronze che sono qua sotto di noi, nella sala dei vecchi antichi di questo museo archeologico, che è questa, in realtà, siccome ha una certa affinità con quest'altra immagine, possa rappresentare lo stesso tipo di animale, cioè un cavallo, sì, rappresentato in modo magari approssimativo, però una sorta di criniera che c'è qua sicuramente e forse anche qui, no? Sicuramente questo ha una criniera, e quindi che animali ci sono con una criniera così? E questo ha una criniera. Qua c'è anche una cosa sotto, però vabbè. Quindi un'idea è che questo possa essere un cavallo, anche se c'è, sì, questo non si capisce bene se sono orecchie o che cosa, no, l'orecchio sembrerebbe più sotto qua. Quindi sicuramente quella è una figura di interpretazione un po' problematica. Comunque, come vedete, cavalli che trainavano carri, che venivano cacciati, poi vedremo anche. Il tutto però anche con elementi tipo sfingi quindi alate, o grifoni, grifi, questo, che sono elementi tipici dello stile orientalizzante del VII-VI secolo. Qui andiamo più a destra, un cervo pascente, quello che abbiamo visto prima, qui è nel disegno, con il virgulto che esce dalla bocca. Anche qui questo dovrebbe essere un cervo fusone, cioè un cervo giovane che ha le corna non ancora ramificate, e poi c'è anche un uccello con un pesce in bocca, quindi osservazioni naturalistiche, anche se gli uccelli hanno una trattazione non molto naturalistica, cioè sugli uccelli i venti antichi mettevano forse più fantasia rispetto a quanta non ne mettessero ad esempio sui uccelli, insomma, lo abbiamo visto. Quindi questa è la singola benvenuti, che può essere messa in relazione con le più o meno contemporanee rappresentazioni ad esempio della ceramica rodia. Lo stile rodio di arte greca antica è caratterizzato da fasce sovrapposte di animali pascenti, per lo più per pascolo. Qui ci sono dei daini, degli stabecchi, quindi capridi. Ecco, normalmente lo stabecco è caratterizzato dalla barbetta abbastanza tipica, quindi, e poi le corna sono molto nodose, molto lunghe, naturalmente arcuate. Questo, cioè, qua non ci sono molti dubbi interpretativi. Questo è un altro esempio. Questa invece è di Corinzia, Nord Corinzia. Lo stile rodio e lo stile corinzio sono abbastanza simili, in entrambi i casi ci sono queste fasce sovrapposte che peraltro troviamo anche nelle sicule. Quindi ecco, la struttura delle decorazioni è facile che sia di derivazione greca, no? Comunque orientale. Però in particolare, ad esempio la sicola benvenuti ha delle rappresentazioni che sono abbastanza uniche, che nascono dalla vita quotidiana dei venti antichi. Ecco, oppure questa è una cosa che potremmo anche andare a vedere più vicino qua, perché è alla Sala del Grappa, dove c'è una notevolissima collezione di vasi che vengono dalla Puglia, dalle siti magno-greci delle Puglie. Questa è una Pixis di origine corinzia che si trova al Museo Civico di Bassano. Anche qui con un cervo pascente paragonabile abbastanza chiaramente con la rappresentazione di
cervo della situla Benvenuti. Ecco, un'altra tipologia importante, strettamente associata alle situle, è quella dei coperchi, delle situle naturalmente. Le situle hanno un coperchio circolare nel quale la fascia di animali si dispone ad anello. Qui la lettura degli animali non è semplicissima, avevo fatto un disegno che mette in evidenza, e c'è una bovide, una piccola capra probabilmente, un montone facilmente, una belva che non so come possa essere identificata, quindi sicuramente un carnivoro che forse sta aggredendo quello che potrebbe essere forse un cervo fusone o secondo altri un caprite. Stiamo suggerendo, andiamo sulla famiglia. Però appunto la distinzione tra capriti e cervi fusoni non è sempre facile. Questi sono, direi, sicuramente capriti, anche se mancano della barbetta, magari giovani, che poi si sviluppa di più con l'età, e questa viene dalla Slovenia. Come vedete però è molto simile, cioè c'è sempre un giro di animali, poi anche vedete le borchie sul contorno del coperchio sono molto simili, no? Questa viene da Este e questa viene da Stikna in Slovenia. Quindi chiaramente è una tradizione artigianale, cioè la stessa tradizione artigianale. Che siano degli artigiani di Este che siano andati là, che forse è la cosa più probabile, o forse anche dei doni fatti ai principi, ai potenti di quella zona. Anche questo è molto interessante, questa è molto 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 più antica, perché è del XIV-XIII secolo a.C. e viene anche da molto molto più lontano, viene da Ugari, pensiamo, Mesopotamia. Allora, perché ve la propongo? Tanto per mettere in evidenza un'affinità, ovviamente, ma magari anche per avvalorare il fatto che possa esserci, no, un'origine orientale, no, dall'anatomia di queste popolazioni, poi ha mantenuto in qualche modo, anche poi grazie ai contratti successivi, come si è visto, una tipologia di opere con determinati elementi decorativi, figurativi. E anche qui abbiamo una situla con il suo coperchio, i suoi animali, quali vediamo più chiaramente perché sono disegnati. Ecco, spesso ci sono scene in qualche modo di predazione, anche se i carnivori non sono sempre così facilmente identificabili. Quindi qua sicuramente abbiamo dei carnivori e degli ovini, ma cosa siano questi carnivori? Forse lupi, ecco, probabilmente. Il lupo in effetti è uno degli animali con cui i paleoveneti dovevano evidentemente confrontarsi, perché viene rappresentato abbastanza con una certa frequenza, insomma. Ecco, questo invece viene dalle Marche, quindi ancora dall'area ticena, ed è interessante perché ha anche dei pesci, anche questo è sicuramente molto simile alle cose del Veneto, per esempio gli arbusti sono gestiti, trattati nello stesso modo, con queste specie di palline che potrebbero essere i frutti, forse, e quindi lo stile è sicuramente simile. Ecco, il fatto che ci siano dei pesci, ma insomma, sottolinea anche un legame chiaramente con l'acqua, che per i veneti tra l'altro è assolutamente fondamentale, perché i centri veneti sono nati tutti sulle acque. Abbiamo poi presente che all'epoca ci si spostava principalmente sull'acqua, l'acqua era necessaria per mille cose, e bisogna anche tenere presente che il decorso dei fiumi all'epoca era molto diverso dall'attuale. Ad esempio l'Adige passava per Este da Ateste, che è l'Adige, il nome antico dell'Adige, una città atestina. Ecco, poi ha cambiato corso, mi pare, se non ricordo
trasformare nel VI secolo d.C. per una rotta che ha fatto deviare il fiume più a sud, mi pare descritta da Paolo Diacono nella sua storia dei Longobardi, e però originariamente Este era sull'Adige, così come il Brenta passava per Padova, poi ha deviato e il paleoaldeo del Brenta è stato occupato da Bacchiglione, però il Medoracus, che è il nome antico del Brenta, passava per Elastico, passava per Vicenza, no? Nell'aldeo che adesso è occupato da Bastichello, no? Poi è stato deviato ancora in epoca antica, poi si è ripreso il suo corso, è stato deviato definitivamente con un Murazzo veneziano alla fine del Medioevo, insomma tutta una storia che ha cambiato l'idrografia del Veneto. Però originariamente appunto fiumi importanti passavano per i centri importanti dei Veneti, e quindi la pesca, no? Come il titolo di questo incontro è anche gli animali nell'arte e nella vita del Paleolitico. Ecco, sicuramente la vita di un Veneto antico, scusate se ogni tanto mi sfugge l'antica denominazione di Paleoleti, antica, non tanto antica, da qualche anno fa si chiamava appunto Paleoleti. Dicevo, la vita dei Veneti antichi prevedeva pesca, caccia, agricoltura, quindi l'uso di buoi per taratura, e i cani per governare il Mandrie, e la caccia, naturalmente. Ecco, questi sono i pesci poi ingranditi di questo. Quella è una tesa di un elmo in bronzo, quindi tutta la tesa dell'elmo è decorata circolare. Questo è bellissimo, è un coperchio di una sitola bronzea sempre da est, che è il centro che ha fornito sicuramente la maggior parte dei reperti. Si vede un lupo, direi, questo, quattro uccelli al centro del disco, e poi cervi, cerve, forse fusoni, no, questo forse, anche se quel ricciolo è un po' strano. E si vede una delle caratteristiche più caratterizzanti dello stile dei Veneti antichi è la cosiddetta attaccatura a ricciolo delle zampe, cioè quei riccioli che vedete qui sono delle specie di cuori. Ecco, Cristina Carraro, che è questa studiosa che ha pubblicato la sua tesi di laurea facendo un'analisi anche zoologica, potremmo dire, degli animali dei Paleoveneti, in qualche caso le interpreta come le macchie posteriori che hanno anche in alcune specie di ungulati il significato di segnalazione. Però in realtà, siccome i riccioli ci sono anche nelle zampe anteriori, dove queste macchie non ci sono, direi che più che altro è la muscolatura. Però è interessante perché, essendo doppia, no? Cioè c'è sia il ricciolo che delinea la muscolatura della zampa del lato che stiamo osservando, però c'è anche l'altro ricciolo che è della zampa che sta dall'altra parte. Ecco, questo è interessante perché ci mostra un fenomeno che ogni tanto nell'arte animalistica delle varie popolazioni del mondo si riscontra, cioè la visione per trasparenza, no? Che trova forse il suo massimo nella cosiddetta pittura a raggi X degli aborigeni australiani, no? Loro addirittura quando mostrano un canguro lo mostrano con lo scheletro, i muscoli e tutto, cioè come se fosse stato radiografato. Qui non c'è, chiaramente non c'è lo scheletro, però è come se si vedesse la muscolatura anche della zampa, perché in queste popolazioni che avevano un rapporto con gli animali molto più diretto di quanto possiamo averlo noi, cioè li cacciavano, li macellavano, ne avevano una conoscenza anche in qualche modo pratica, profonda, insomma, che poi trasferivano nelle loro raffigurazioni artistiche. Ecco qua, questo è il disegno dello stesso coperchio di Situla. Ecco, poi c'è parallelamente all'arte invece in bronzo, c'è tutta una produzione di arte invece fittile, quindi di terracotte, di ceramiche, che è a imitazione di quelle in bronzo.
però probabilmente era la versione più economica e quindi anche le rappresentazioni sono molto più rozze in qualche modo. Questo ha sempre un vaso terracotta con diverse rappresentazioni di animali che adesso vediamo meglio. Questo è un cervo. Ecco, guardate come quelle attaccature a ricciolo, come vengono chiamate, delle zampe sono rappresentate qua in modo molto rozzo, sono diventate delle specie di virgole sul corpo dell'animale, che se uno non conoscesse le altre rappresentazioni direbbe ma cosa sono queste virgole sul corpo del cervo. Sono una sorta di rielaborazione grafica delle attaccature a ricciolo che abbiamo visto prima. E questo è lo schema generale, lo sviluppo della superficie di questo vaso Alfonsi, con tutta questa fauna insieme a dei guerrieri con lo scudo, ecco, alcuni che stanno anche lottando con dei pugnali, con delle corte spade. Ecco, questo è lo stesso ungulato, forse c'è un fusone o un capite, non so, che imita i prototipi in bronzo. E questi sono dei bellissimi cavallini, sempre con l'attaccatura a ricciolo delle zampe, su un fodero di pugnale, sempre trovato a Este, no? 3 cavalli. Oppure ecco, c'è tutta questa tipologia dei foderi di bronzo. Qui è interessante vedere il confronto tra il ferro e il bronzo, no? Perché qui siamo già nell'età del ferro in realtà, cioè venivano prodotti anche manufatti di ferro, però si continuava a usare anche il bronzo, che era più facilmente lavorabile sicuramente, e si vede che tra l'altro il bronzo è anche molto più resistente all'attacco del tempo e quindi si corrode molto di meno. La lama del pugnale, che era di ferro, deve essere più resistente, probabilmente si è arrugginita, corrosa, invece il bronzo è rimasto assolutamente quasi intatto, leggermente ossidato. Ecco, questo è un altro bellissimo fodero di pugnale, sempre con questi virgulti che escono, come vedete, dalle bocche degli animali. Qui c'è forse un cervo fusone, un cervo invece adulto con le corna più o meno ramificate. Questa potrebbe essere forse una lepre, sotto c'è un uccello e un pesce. E c'è un pesce anche in alto là. È sempre lo stesso oggetto mostrato più volte per poter vedere meglio magari la struttura e i dettagli della decorazione. Ecco, poi ci sono le palette rituali che sono state trovate a Padova, infatti sono conservate a Padova, musei civici eremitani. Le più belle sono queste due, una ha un cavallino con bardatura e l'altro ha una sorta di leone alato, una bella alata, un leone alato, e appartengono alla stessa tipologia, quella del manico ad esempio è assolutamente identico. Palette rituali perché? Ma ecco, l'ipotesi è che potessero servire per quei doni che si facevano alle cornacchie, ne parla anche mi pare Strabone se non sbaglio. Vediamo un po' dove è la citazione qua. Allora, Teopompo dice, questo è da Eliano. Teopompo dice che gli Eneti, viventi, appunto, abitanti intorno all'Adriatico, quindi cita gli Eneti dell'Adriatico, questi di cui stiamo parlando noi, insomma, allorché sia stagione di aratura e di semina, mandano dei doni alle cornacchie. E i doni possono consistere in certi pani e focacce d'orzo impastate nel modo migliore, quindi palette per offrire questi doni alle cornacchie. Perché? Allora l'offerta di questi doni vuole essere sacrificio che plachi le cornacchie e patto di tregua, sicché quelle non scavino il frutto di demetra una volta gettato al suolo e non lo portino via. Cioè quando si semina, siccome si sa che gli uccelli si gettano sui semi e si riportano via, allora bisogna incazziarsi, no? Tipico approccio in qualche modo magico, no? Nel rapporto e quindi c'erano questi rituali.
E dopodiché c'era una sorta di ornitomanzia, no? Cioè l'interpretazione del futuro con l'osservazione degli uccelli. No, qualora assaggino le offerte sottradette, gli eniti sanno che in effetti per loro vi è una situazione di tregua con gli uccelli. Cioè se gli uccelli accettano il dono della focaccia, vuol dire che lasceranno in pace le seminagioni. E se no, sono problemi. Ecco, ci sono anche diversi casi in cui abbiamo questi strani animali con una testa sola ma due corpi, no? Queste sono delle specie di cavalli alati che hanno la testa fusa. Ecco, questo fenomeno si trova nella storia dell'arte in vari casi, nell'arte romanica, nell'arte medio orientale antica. Cioè ci sono vari esempi. Cioè si trova un po' di tutto in realtà nella storia delle rappresentazioni di animali con un corpo, due teste o molte teste, cioè effetti di ibridismo, moltiplicazioni di parti. Un'interpretazione è anche il fatto che ogni tanto si osservano casi di parti di animali siamesi. Magari è da lì che in qualche caso un'ipotesi è anche questa. Oppure ci sono esigenze di simmetria decorativa, no? Oppure qualche simbolismo che però ci sfugge evidentemente. Quindi casi problematici sicuramente. Ecco, un'altra tipologia di oggetti sono i cinturoni a losanga. Ne sono stati trovati diversi, alcuni in buono stato di conservazione, altri molto rovinati, e hanno sempre animali. Quindi sicuramente un dato fondamentale è che per i Veneti antichi gli animali erano importanti, perché è un'arte fortemente animalistica, insomma, troviamo un po' dappertutto, insomma. Sicuramente gli animali erano una componente essenziale della loro vita. D'altra parte erano cacciatori, agricoltori, pescatori, quindi ecco, questa è la ricostruzione che viene proposta dal Museo Nazionale Testino di Este di come veniva indossato un cinturone a losanga. Faceva parte dell'abbigliamento femminile, era molto grande, come vedete, sicuramente degli oggetti prestigiosi, li troviamo nelle tombe più importanti. Ecco, quest'altro è interessante perché mostra il motivo a occhiette a sbalzo, che è un motivo invece che viene riferito a una tradizione nordica, retica, forse comunque danubiana.